Avrebbe compiuto 14 anni a settembre, stava rientrando a casa dopo una partita di calcio. Chris Obenga Bom, il ragazzino investito ieri sera a Negrardi, Valpolicella, nel Veronese, da un automobilista che dopo averlo travolto è fuggito. Soccorso dai sanitari del 118, Chris è stato trasportato all'ospedale di Borgo Trento, dove questa mattina è morto a causa delle gravissime lesioni riportate. La famiglia è originaria del Ghana. Chris, come i suoi due fratelli, era nato in Italia, frequentava le medie ed aveva una grande passione per il calcio. Giocava nelle giovanili del Negrar. La notizia della tragedia ha scosso profondamente la comunità, anche perché si è appreso che il ragazzino probabilmente avrebbe potuto essere salvato se l'investitore avesse subito allertato i soccorsi. Il giovane invece è stato abbandonato a terra prima di essere notato più tardi da un passante. Sconvolto, il sindaco, che conosce la famiglia, da anni residente nel comune, è perfettamente integrata. Lasciato sul bordo della strada con noncuranza fa pensare a dove la società sta arrivando, no? Dove in questo momento insomma, la irresponsabilità delle persone sta raggiungendo dei limiti che non trovano giustificazione. E nel tardo pomeriggio, dopo ore di serrate indagini, i carabinieri hanno individuato il pirata. È un operaio 39enne del posto. Grazie a dei pezzi del fanale e dello specchietto, i militari sono risaliti al modello dell'auto. Poi, grazie alle numerose telecamere di videosorveglianza, hanno individuato la targa. L'auto risulta intestata ad una donna, ma in uso al figlio, il quale l'ha usata anche stamane per recarsi al lavoro. Raggiunto dai carabinieri, ha ammesso di essere stato alla guida la scorsa notte, ma non di aver investito una persona. Sull'auto sono però presenti danni compatibili con i frammenti rinvenuti e con l'investimento.